Angela Galvano, oggi in riunione qui con il sostegno dell'onorevole Fava per il voto di domenica prossima, istanze che arrivano dal territorio. Lei ha girato in questa settimana, in questo periodo di campagna elettorale, la città e con motivo in più per preferirla. Noi abbiamo condotto la nostra campagna elettorale con uno slogan: incontriamoci in piazza, perché questo è proprio, sta nel nostro DNA, è la nostra natura, nel nostro modo di vedere e di vivere la politica. Una politica che stia in contatto con la città, che ascolti i propri cittadini, che con i propri cittadini possa costruire il presente e il futuro della nostra Agrigento. Siamo a 8 giorni dal voto sostanzialmente. Questa per noi è una tappa importante, perché avere qui l'onorevole Fava per noi rappresenta un importante momento che ci permetterà di caricarci di energia anche positiva con il confronto con l'onorevole, grazie alla sua presenza per quest'ultima settimana, dove dobbiamo avere uno sprint finale per il raggiungimento del nostro obiettivo. È un obiettivo che ovviamente interessa e deve coinvolgere tutta la cittadinanza. Con l'ausilio di 2 liste c'è l'alternativa 100 Passi per la Sicilia, Agrigento in Movimento, un voto sicuramente alternativo e di sinistra quello vostro. Certo, il voto alle nostre liste, il voto alla mia persona come candidato a sindaco è un voto alternativo, perché noi rappresentiamo l'alternativa rispetto a quello che è un panorama politico che è stato disegnato e rappresentato alla nostra città in questi mesi e poi che si è concretizzato con i candidati che oggi sono in campo. Noi riteniamo di essere l'alternativa, come spesso ho ribadito, sia nel metodo che nel merito. Abbiamo deciso di assumerci questa responsabilità nei confronti della città, di avere uno scanto in avanti, uno scatto di orgoglio, e oggi mi rivolgo ai miei concittadini e chiedo loro di osservare, prima di andare a votare, di osservare bene lo stato in cui si trova la nostra città. Siccome è sotto gli occhi di tutti e quello che non è stato fatto per la nostra città o quello che è stato malamente fatto, allora io chiedo a loro di poter scegliere. Questa volta avete la possibilità di scegliere, di decidere, di scegliere l'alternativa che siamo noi. Allora io vi invito, cari concittadini, a rifiutare con forza i posizionamenti e i riposizionamenti politici che si sono verificati in questi ultimi mesi, che non sono stati fatti, non sono stati posti in essere nell'interesse della cittadinanza, nemmeno per una visione del presente e del futuro che sia nell'interesse della comunità. Allora vi chiediamo di scegliere, avete la possibilità, votate Angela Galvano, votate l'alternativa, votate le nostre liste che rappresentano concretamente le alternative. Noi abbiamo la presunzione che Angela possa rappresentare tutti gli agrigentini. Per la sua storia, per la qualità che ha saputo esprimere da consigliere comunale per molti anni, per il suo impegno nella società civile, per ciò che ha fatto, per ciò che intende fare per questa città, e anche per la chiarezza, la limpidezza, la puntualità con cui sta proponendo, assieme alle 2 liste che l'accompagnano, un cambio di passo importante. Agrigento è una città, e questo devono saperlo e decidono anzitutto gli agrigentini, che merita di più, merita meglio. È davvero una capitale di questo mare, di questo tempo, ed è invece immalinconita in una politica sempre più marginale, con amministrazioni che hanno praticato semplicemente l'ordinaria amministrazione nella migliore dei casi, con una destra che continua a presentarsi divisa, ma reclamando una sorta di ius, una specie di diritto proprietario su questa città, con una ricerca affannosa del consenso, utilizzando le solite leve del bisogno, degli incarichi pubblici. Io credo che Angela rappresenti un'alternativa a tutto questo, ed è un'alternativa che non vuole soltanto rappresentare una testimonianza, ma un punto concreto di possibile governo per la città. Per gli agrigentini è un'occasione che al posto loro io non lascerei scappare. Sono stato un sostenitore e continuo ad esserlo, perché Angela Galvano rappresenta quella parte della città che si è impegnata, è stata consigliera comunale, ha fatto le battaglie e soprattutto ha un grande stimolo a fare bene e a cercare di cambiare questa città che ne ha bisogno.
Per cambiare la città occorre avere gente nuova che abbiano la determinazione a farlo. Non tutti gli altri candidati hanno queste caratteristiche, quindi Angela ha da un lato una esperienza maturata, dall'altro anche la novità per poter immaginare per questa città un futuro diverso.